L'appuntamento per tutti i cellulari della Sicilia è il 5 luglio alle ore 12. Tutti infatti riceveremo il messaggio IT Alert. Sarà un test per verificarne il funzionamento in relazione alle diverse tipologie di telefono e di sistemi operativi e raccogliere indicazioni dagli utenti per implementare il servizio e portare i cittadini a conoscenza di questo nuovo sistema. È un servizio che sarà gestito dalla Protezione Civile che si prefigge di inviare una notifica a chiunque si trovi nell'area interessata da un pericolo. Il test è già partito in altre regioni d'Italia e si palesa con un messaggio riportante il seguente testo: questo è un sistema di test di allarme pubblico. E se ne sta già facendo un gran parlare, vengono ampiamente smentiti i problemi di violazione della privacy. È stato spiegato altresì che non è necessario né scaricare app né tantomeno registrarsi da qualche parte. Sarà però fondamentale per la fruizione del servizio che il telefono cellulare sia acceso, connesso alla rete e non in modalità aereo. IT Alert dunque genererà informazioni immediate che raggiungeranno ai cittadini delle zone interessate per informarli di maremoti, attività vulcaniche, collasso di grandi dighe, incidenti nucleari o situazioni di emergenza radiologica, ancora incidenti in stabilimenti che trattano sostanze pericolose e naturalmente eventi climatici estremi. Per i siciliani dunque appuntamento il prossimo 5 luglio alle ore 12 per il test del servizio.